La mano destra a volte non sa quello che fa la mano sinistra. Sulla vicenda precari, dando per scontato la buona fede, sembra essere proprio così. Sembra calzare a pennello. Appena qualche giorno fa, in un'affollata aula Pellegrino, si era riunito il tavolo tecnico su iniziativa dell'amministrazione provinciale. In sala i lavoratori, preoccupati e disperati perché il 31 dicembre scade il contratto che li lega agli enti locali, sindacati, sindaci e parlamentari, tutti affannati a trovare soluzioni. Anzi, il tavolo tecnico, grazie a questo signore, si chiama Leonardo Misuraca, consulente dell'ANCI, aveva predisposto un pacchetto di proposte da sottoporre all'attenzione del legislatore nazionale e di quello regionale per provare a scongiurare il rischio che i precari a fine anno ricevano il ben servito. Sentite lo stesso Misuraca. Credetemi, per elaborarlo ho fatto uno sforzo da 2 settimane, 24 ore su 24 per pesare ogni parola. E Misuraca ha dovuto allora sudare le proverbiali 7 camicie per confezionare il delicato pacchetto. Peccato, uno sforzo certamente apprezzabile, ma siamo sicuri che ne avrebbe fatto volentieri a meno se qualcuno lo avesse semplicemente informato che all'ARS, la Commissione Intergruppo Parlamentare per il Lavoro e lo Sviluppo, insediatasi 3 mesi fa, era sul punto di varare una proposta da recapitare al governo centrale. Proposta oggi prontamente definita. Il testo prevede attraverso un emendamento la deroga al patto di stabilità e la proroga per un anno dei contrattisti nelle more della stabilizzazione, che in Sicilia riguarda quasi 18.500 precari, 2.563 sono in provincia di Agrigento. Si tratta di una norma a costo zero per lo Stato, spiega il presidente dell'Intergruppo Lino Leanza, in quanto la regione già provvede col proprio bilancio a coprire la spesa. Il costo è pari a 241,97 milioni di euro e la conferenza Regione e Stato è stata fissata per il 6 giugno. 2 giorni prima, il 4, era in programma la protesta a Palermo dei precari, ma per via di questo incontro, ma anche e soprattutto in segno di lutto per le vittime del terremoto, la manifestazione è stata sospesa. Se l'esito dell'incontro romano non porterà buoni frutti, scenderemo in piazza prima di metà giugno, assicura il segretario provinciale Funzione Pubblica di Agrigento Alfonso Buscemi, che poi osserva: il testo prodotto dalla commissione all'ARS oggi è realtà grazie anche alle lotte che le organizzazioni sindacali e i lavoratori assieme ai sindaci hanno fin qui fatto.